Un progetto sperimentale che per il momento partirà in 3 comuni, Pordenone, Fiume Veneto e Zoppola. L'obiettivo è quello di incentivare la collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine. Troppo spesso si fa finta di non vedere quello che accade nel giardino del vicino. Questa cultura deve cambiare, è stato ribadito in un vertice fra le forze dell'ordine, le amministrazioni e la prefettura. Per questo scatterà a breve il piano Comunità Protagonista. Ci sono tutta una serie di informazioni che non arrivano al punto di essere emergenti, ma che possono essere di grande utilità per le forze dell'ordine. Ad esempio, ci spiega il prefetto, se dei cittadini notano transitare più volte nella zona una macchina con persone sconosciute in atteggiamenti anomali, sarebbe importante che prendessero nota della targa e inviassero un messaggio ad un numero messo a disposizione dal comune di Pordenone, che a sua volta girerà l'informazione alle autorità competenti. Riteniamo che comunque, ripeto, sia utile ravvivare questo spirito di comunità, di convivenza civile, di controllo sociale anche in termini positivi, insomma lo spirito di buon vicinato che c'era nei cortili di una volta. Nel comune di Pordenone tutto sommato non c'è stato un aumento della criminalità, ma non bisogna, dicono, abbassare la guardia. È una città sicura, anche i dati statistici del 2011 ci danno questa conferma. È ovvio che non ci possiamo ovviamente sedere sugli allori, per cui l'attenzione è sempre ferma. Diversa la situazione in altri comuni, come nel Sacilese, dove si sono registrati numerosi furti. Abbiamo verificato che negli ultimi mesi c'è stato un incremento di furti negli appartamenti. Il livello di sicurezza, anche se può essere considerato soddisfacente a raffronto con i livelli di sicurezza delle altre province, deve essere sempre migliorato. Una volta messo a punto il progetto verranno promossi incontri nei 3 comuni, nelle frazioni e nei quartieri con i cittadini.